in collaborazione con FNP CISL Udine. Eccoci qua, buon pomeriggio, puntuali come ogni mercoledì con lo sportello pensionati. In studio con noi oggi ci sono Ivano Monguzzi dell'FNP CISL di Udine e Diego Marini dell'AST CISL di Udine. Buon pomeriggio, buonasera, come state? Buonasera. Sono contenta di vedere Diego perché era da un bel po' di tempo, no, che non partecipava alla nostra trasmissione e tra l'altro è molto importante la sua presenza oggi perché fa capire che la nostra trasmissione non è rivolta esclusivamente a chi è già in pensione, ma è rivolta a tutte le persone, a tutti i lavoratori, a chi sta a casa, che vuole saperne di più, che vuole prepararsi un futuro. Ma la nostra trasmissione affronta anche le problematiche del momento per dare anche dei consigli corretti da parte appunto del sindacato, consigli di comportamento, insomma cosa fare, che cosa non fare. Cominciamo con chi? Cominciamo come vuoi tu, scegli tu. con la new entry? Tu Sì, sei già certo. venuto, no? Okay. Più frequentemente rispetto a Diego. Intanto troviamo Diego Marini nell'ambito dell'AST CISL di Udine. Però dobbiamo ricordare che Diego Marini segue appunto FISASCAT, ossia pubblici esercizi, esercizi commerciali, un po' il commercio in generale. Quindi parliamo di Super Green Pass in questo periodo, no? Per i lavoratori, sì, diciamo per chi dovrà entrare nei negozi, nei bar. No? Diciamo che stiamo attraversando un periodo dove si stanno susseguendo in continuazione decreti ministeriali piuttosto normative riguardo al Super Green Pass che in ultimo, l'ultimo è chiamato Super Green Pass perché l'unico modo per entrare soprattutto ai bar ristoranti è quello di essere vaccinati, avere il vaccino, la seconda dose del vaccino o addirittura il booster così chiamato, quindi se si vuole andare anche all'aperto in un bar a prendere anche un semplice caffè, quindi basta sedersi, bisogna avere... Questo a partire da quando, lo ricordiamo? Dal 16 febbraio. Ecco, quindi dobbiamo già prepararci, Dobbiamo già prepararci, quindi in qualche modo sì, chi non è vaccinato quindi avrà molte limitazioni, l'unica cosa che è consentita è soltanto per andare a lavorare e anche chi va a lavorare avendo più di 50 anni, quindi gli over 50, sono obbligati ad avere anche la seconda dose del vaccino, quindi devono essere vaccinati. Ecco, a tal proposito la CISL che cosa dice? Qual è la posizione del sindacato? Allora, è da diverso tempo dei lavoratori che... No? È da diverso tempo che come CISL, a livello confederale, abbiamo sempre appoggiato e sostenuto il fatto della campagna vaccinale, perché secondo noi, secondo la CISL, l'unico strumento che attualmente ci permette di tornare un minimo di normalità è il vaccino, perché diversamente altri strumenti non abbiamo, quindi anche se andiamo a vedere i numeri presenti nelle terapie intensive o negli ospedali, in tutti i settori, in tutte le parti, il 90% è occupato da gente non vaccinata. Quindi quello che noi sosteniamo con forza cerchiamo anche di mettere a conoscenza di tutti che l'unico strumento, l'unica arma che abbiamo e l'unica possibilità che ci rimane è quella di andare a fare il vaccino. Quindi non fate considerazioni come ad esempio la CGIL ha detto ma siamo contrari alle discriminazioni, cioè ben venga il vaccino per tutti, però ci sono, no, possono nascere praticamente delle difformità per quanto riguarda sicuramente vaccino per tutti, però ci sono soggetti che sicuramente tra virgolette fragili, che hanno alcune patologie che in qualche modo non gli consente di sottoporsi alla vaccinazione, quindi su questo bisogna fare anche una riflessione e giustamente bisogna tenere in considerazione anche certi aspetti, certe patologie. Ecco, prevedete difficoltà anche con quando effettivamente si potrà accedere, anche ci si potrà sedere a prendere un caffè al bar stando al di fuori, però si dovrà esibire comunque il...
Allora, difficoltà sicuramente ci saranno, soprattutto sul fatto che la gente ormai ha timore anche, visto i numeri, abbiamo contagi che superano ormai i 200.000 al giorno, quindi registriamo numeri, diciamo, di contrazione di quasi il 50% nei locali pubblici, quindi locali pubblici che se prima diciamo, avevano un fatturato che li consentiva di andare avanti, con il 50%, diminuzione del 50% del fatturato, fanno grossa difficoltà, soprattutto anche con i ristori che attualmente o quelli sono stati e quelli che ci saranno magari non vanno a coprire interamente il fatturato, quindi hanno grosse difficoltà anche di tenuta dell'impresa. Ecco, quindi anche lì nascono le preoccupazioni, che Certo. già c'erano prima. Cioè, poi Si stavano in già ultimo mettendo un po' a posto, cercando di recuperare il tempo perduto durante il lockdown e poi tutte le conseguenze, e adesso si ritorna, c'è questo timore di ritornare a piombare nuovamente. Sì, sicuramente diciamo, questo timore c'è e quindi nessuno si augura e credo non ci sarà spazio né tempo né modo per andare a affrontare un altro lockdown, perché il lockdown significa chiusura di diverse attività e non sappiamo se riaprono. Il problema è nato più che altro, è stato accentuato dal fatto delle materie prime che scarseggiano, l'aumento anche di energia, gas che in qualche modo stanno facendo aumentare anche il prezzo delle materie prime. Quindi soprattutto generi alimentari di prima necessità stiamo assistendo comunque a notevoli aumenti, quindi capiamo benissimo che anche il contribuente o più che altro il consumatore, cioè, nell'affrontare diciamo, aumenti di spesa sta molto attento e quindi se deve evitare un qualcosa evita diciamo, andare a prendere anche un caffè. Ecco, a pagarne le conseguenze saranno soprattutto le attività più piccole. Le attività più piccole, certo, perché è lì che più che altro, se l'attività piccola, soprattutto attività diciamo, di ristorazione, piuttosto bar, ristoranti, insomma, che in qualche modo vivono diciamo, di quel poco che si riesce a fare, poi dipende anche dove sono dislocate, dove si trovano, in qualche modo hanno difficoltà anche a tenere in gestione diciamo, tutta l'attività stessa. Ecco, io penso anche il fatto stesso di dover effettuare i controlli, no? Ognuno che entra, ognuno che si siede al tavolino. C'è più di qualche diciamo, azienda che si è attrezzata perché ci sono anche dei macchinari che permettono il controllo del Green Pass. Ma io parlo per i piccoli, per no? i piccoli invece sì, tutto è in capo diciamo, al titolare, all'azienda, quindi molto spesso si assiste che chi è dietro a servire è soltanto il titolare, magari o qualche parente piuttosto che il familiare, e quindi c'è difficoltà anche a fare i controlli. Quindi molto spesso diciamo, nel dover diciamo, prendere una persona esterna a dover effettuare significa aumentare i costi, quindi spesso cercano di arrangiarsi da solo all'interno diciamo, dell'attività e quindi molto spesso c'è carenza in questo nel controllo stesso. Ecco, Diego, mi dicevi che ti hanno segnalato che c'è una carenza del 50%. Del 50% sì, come fatturato, sì, i fatturati sono calati del 50%. Adesso, in questo, certo. Dopo le vacanze... Dopo le vacanze natalizie, sì, diciamo, la gente più che altro, cioè, per timore anche dei numerosi contagi, quindi, e per tutte, diciamo, soprattutto i diversi decreti che stanno uscendo sulle restrizioni, diciamo, la gente ormai sta cercando insomma, di limitare anche gli spostamenti, quindi soprattutto la frequenza nei locali pubblici. E quindi anche nei negozi stessi, nonostante ci siano i saldi? Certo, molto in spesso effetti ieri abbiamo provato delle gallerie qui in provincia. Abbiamo provato a fare un giro per Udine ieri, in effetti in genere il martedì mattina c'è sempre tanto più movimento. Ieri si vedevano pochissime persone in giro, in un'ora in cui siamo abituati a vederne moltissime di più. Perché soprattutto diciamo, creare diciamo, o frequentare posti in cui si creano assembramenti o si possono trovare più persone diciamo, è sconsigliato, quindi vedendo anche, sentendo tutto quello che sta accadendo attraverso i mass media, la gente comunque sta evitando di andare effettivamente in giro. Bene, io direi chiudiamo per un attimo il capitolo Green Pass, Super Green Pass, magari ci ritorniamo dopo, no? Nel corso della trasmissione, anche per sentire quali sono
le istanze degli stessi commercianti, degli stessi esercenti, no? Se si rivolgono al sindacato per porre domande particolari. Io direi di parlare dell'attività. Io so che Ivano ama parlare dell'Anteas, perché questa associazione di volontariato sta facendo dei progressi incredibili, perché si sta facendo conoscere sempre di più, ha incrementato l'attività. Adesso non lo so che cosa succederà, perché magari se c'è un aumento dei contagi è probabile che ci sia nuovamente una contrazione nell'utilizzo. Però voi andate alla grande. Sì, diciamo che sicuramente i problemi ci potrebbero essere, però bisogna partire dal presupposto che i nostri volontari che fanno per esempio il servizio di trasporto per le persone anziane sono tutti vaccinati con la terza dose, la sicurezza viene garantita dal fatto che mentre una volta si mettevano magari sul mezzo anche 2 persone, adesso una solamente al massimo con il familiare, e devo dire che forse il blocco delle visite mediche non urgenti forse potrebbe far diminuire l'attività. Adesso... Però devo dire che se io dovessi guardare il 2021, per esempio nel servizio che facciamo a Tricesimo, abbiamo fatto 251 trasporti. Per una comunità come Tricesimo, se calcoliamo che i giorni dell'anno sono 365, se togliamo le domeniche, vuol dire che quasi, diciamo mediamente almeno 4 trasporti alla settimana, e quindi vuol dire che in fin dei conti in una comunità come Tricesimo di 7.500 abitanti, quindi non è Udine, e quindi in questo senso penso che sia sempre più utile fare queste cose, organizzarle e farle soprattutto, come ho già detto altre volte, soprattutto nei paesi più piccoli, più che a Udine. Ecco, perché forse magari nei paesi più piccoli, nelle comunità più piccole è più facile, perché io vi sfido a organizzare un servizio così capillare anche a Udine, insomma a Udine, a Trieste, sarebbe anche a più difficile trovare volontari, cioè il paese piccolo fa più, diciamo anche più comunità, e quindi in questo senso avere 15-20 volontari che fanno questo servizio è una cosa tipica probabilmente di un piccolo paese dove la comunità si sente in dovere anche di dare una mano alle persone più fragili e più deboli. Quindi bilancio positivo? Bilancio assolutamente positivo. E adesso che cosa avete in mente di fare per il 2022 come Anteas? Solamente trasporto? Come Anteas ovviamente ci saranno un sacco di altre iniziative che verranno fatte anche su Udine, per esempio l'Anteas organizza non solo questo tipo di servizi, ma anche altre iniziative importanti fatte in collaborazione anche con altre associazioni, ma soprattutto cerca di riportare il volontariato come elemento fondamentale di quello che noi dobbiamo fare nei prossimi anni. Sì, non per sopperire alle carenze del pubblico, in teoria dovrebbe essere. A carenze del pubblico che non riesce. Cioè dovrebbe essere un di più, il volontariato. E questo sicuramente il ruolo delle associazioni di volontariato può e deve essere questo, anche se ovviamente il pubblico dovrebbe fare di più. Devo dire, se io dovessi guardare Tricesimo, non avrei da lamentarmi della collaborazione col pubblico, in questo caso con l'amministrazione comunale. Beh, infatti questa iniziativa è nata proprio con la collaborazione con il pubblico. Altre situazioni invece bisogna dire che le amministrazioni comunali dovrebbero fare di più, non solo e tanto in termini economici, ma anche con la testa, cioè aiutare a progettare iniziative che possono aiutare le persone più fragili. Bene, a questo punto io darei il via alle telefonate 0432 5735 17 oppure solo per inviare sms alle 351 570 5687. Ci facciamo una piccola pausa, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, vediamo chi c'è al telefono. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera signora, sono
Buonasera, sono Ivo da Santa Maria la Longa. Buonasera signor Ivo, buonasera, mi fa piacere sentirla, è riuscito a prendere la linea, sono contenta. Sì, grazie. Ecco, perché appunto no, ci siamo sentiti prima Brava, proprio che brava. cominciasse la trasmissione e mi ha detto non riesco mai a prendere la linea. Ha visto che ce l'ha fatta stavolta. Bravissima. Io ho questo problema. Prego. Mia moglie, a seguito di versamenti volontari, è riuscita ad avere una piccola pensione di 248 euro. Adesso mi chiedo, supera il 2480 che è il limite. Per l'anno prossimo questo limite rimane uguale o è aumentato? Ivano, cosa succede? Sinceramente il limite non dovrebbe subire, se anche viene rimesso con l'inflazione è poca roba, quindi non ci sono notizie di cambiamenti importanti relativi a Per questo. cui non sarà, non posso averla a carico per avere l'agevolazione. Adesso lei ce l'ha a carico, giusto? No, non è a carico perché supera l'importo. Ah già, giusto, subito. No, non è cambiato nulla di particolare. Si potrà fare una valutazione magari adesso appena, però oggi ancora non le abbiamo le notizie precise tecniche, perché anche sul discorso dell'assegno unico, degli assegni familiari vecchi, eccetera, rimanderei almeno alla settimana prossima perché siamo in attesa di avere tutta la spiegazione tecnica. Sì, perché ho provato a vedere su internet e non c'è nessuna novità in merito. No, la situazione è ancora in divenire. Esatto. Infatti anche per quanto riguarda le pensioni, misure ancora non sono state prese, ci sono solo poche novità. C'è in corso infatti ancora un confronto col governo per ragionare su alcune questioni, perché al di là di quota 100 che è diventata quota 102, però questo non ha bisogno di spiegazioni, però c'è un confronto col governo importante che si sta vedendo soprattutto per cercare di rendere più flessibile l'uscita. Allora ci sentiamo più avanti. Magari Esatto. provi fra un paio di settimane, no? Direi Forse, di sì, un paio. così intanto vediamo che cosa succede nel frattempo e ci sono, speriamo di avere certezze, no? Perché è inutile dire perde, non perde, è ancora tutto in discussione. Va bene. Signor Vi Ivo, saluto, molto gentili, grazie. grazie per aver chiamato, io spero che lei magari fra un paio di settimane o anche prima si vuole, insomma. Mi rifaccio vivo, sì, senz'altro. Va bene. Grazie Grazie, molte. grazie a lei, buonasera, buonasera. Vediamo se ci sono ancora telefonate, abbiamo qualcuno in linea? Allora andiamo con i messaggi. Sono Mario, volevo cortesemente sapere se rimarrà fino al 2026 la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per il momento... Sì, non ci sono notizie differenti. Sì. Speriamo, anzi, come dicevo prima, che il confronto col governo possa prevedere una possibilità di uscita più flessibile. Infatti la CISL, no, l'abbiamo ribadito più volte, è per altre forme, no, in sostanza. Sì, si parlava più che altro, diciamo, perché abbiamo assistito che proprio ieri è uscito, diciamo, il decreto per quota 102. Sì, ecco, quindi, infatti. Per quota 102, quindi dove ci dovrebbe essere una flessibilità maggiore anche l'uscita, è quello che come CISL anche unitariamente con le organizzazioni stiamo cercando di premere affinché ci sia una maggiore flessibilità di uscita. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah sì, buonasera. Buonasera. Io avevo chiamato l'altra settimana e dopo è caduta la linea. Ah, No? prego, mi vuole volevo ricordare chiedere. con chi stiamo parlando? Ah sì, mi chiamo Gianni, chiamo da Spilimbergo. Da Spilimbergo. Era caduta la... Sì. Ah sì, che stavate parlando, no, stavate interloquendo e a colpo non l'abbiamo più sentita. Sì, Allora, volevo... adesso mi sovviene. Sì, sull'app social, no? Sì. Allora, 29 anni di contributi. Lo so che mi manca un anno, Sì, per la persona. appunto. Allora, 7 anni che sono senza lavoro. 7 anni 64 anni di età. Ho fatto l'artigiano, prima ho lavorato alle dipendenze, poi gli ultimi 22-23 anni ho fatto l'artigiano. E quindi... Poi ho chiuso l'attività.
Mi sono autolicenziato e sono 7 anni che sono senza lavoro. E volevo sapere Quanti se anni? per caso posso andare in pensione pagando i contributi volontari per un anno. Non ho capito bene gli anni. Non hai capito? Quanti anni? Quanti anni, scusi, ha detto? 64. 64, 64. Sì. Sì. Sei, E 64. quindi Ci sarebbe la come può con fare? 30 anni di contributi c'è la possibilità dell'Ape Social, ovviamente, come possibilità. Però io direi che siccome è una cosa abbastanza... non so perché sento Sì, questo... ha il televisore acceso, perché qui sentiamo le nostre voci con l'eco. Sì, l'ho spento. No, ma basta lo abbassi, basta che abbassi il volume, non serve sì, altro. certo. Ecco, perché sennò qui non riusciamo a capire. Sì, certo, tengo tutto basso. Ecco, adesso si Allora, sente meglio. Sì. io penso che la persona, siccome è disoccupata a 64 anni, ha 29 anni di contributi, se arriva a 30 c'è la possibilità di avere l'Ape Social. Però a questo punto la cosa che deve fare è riprendere in mano tutti i suoi contributi, nel senso la situazione, gli estratti conto che ha, o comunque, e recarsi immediatamente allo sportello del patronato, in questo caso di Spilimbergo o comunque dove vuole, perché con un controllo fatto bene è probabile che magari si possa valutare questa possibilità di arrivare ai 30 e quindi di utilizzare poi l'Ape Social. Però direi non aspettare, andare allo sportello del patronato e cercare di vedere con precisione esattamente i contributi e vedere esattamente che cosa convenga fare. Sì. Quindi, Ho capito. Grazie tante, che Però, Dio vi benedica. e i presupposti, no, mi pare ci siano. siamo no, vicini dovrebbero ai presupposti, si tratta di vederlo con precisione, perché così su due piedi diventa complicato. Certo, bisogna sempre controllare bene, vada a far vedere tutte le carte, a mostrare tutte le carte. tante. Grazie, buonasera. grazie a lei per aver chiamato, buonasera. 58 anni e quasi 39 di contributi, lavoro nel privato, posso fare domanda di pensione con opzione donna e quanto Sì. perderei di pensione rispetto all'uscita dal lavoro con 41 anni e 10 mesi? Sta signora Maria, 58 anni 58 e quasi anni. 39 Quindi di contributi. ha i presupposti per poter andare con l'opzione donna, però dire quanto perde, se non si ha la pratica sotto mano è difficile poterlo dire, perché dipende da quanti sono stati i contributi pagati nei primi Comunque anni. si perde abbastanza, se sono alti, se almeno mi dicevano, mi spiegavano Sì. no, gli esperti, perché anche altre siccome volte. passa tutto Si con il perde. contributivo, è ovvio che si tratta di capire esattamente durante tutti gli anni quanti contributi ha pagato. Non c'è una regola fissa, conviene o non conviene. Ogni caso va valutato per quello che è e quindi uno deve fare una valutazione Signora rispetto Lidia, ai ho sbagliato contributi. io. Sì. Rispetto ai contributi e nello stesso tempo vedere la sua situazione familiare, se è una cosa che gli può convenire oppure no. È ovvio che rispetto alla situazione dei 41 anni la pensione non sarà la stessa, questo non c'è dubbio, si tratta di capire di quanto e come, però anche per la signora direi se, non so, di dov'è? Non mi ha scritto. Ah, non ti ha scritto. Non mi ha scritto. Oh, se è di Udine, telefoni al patronato, può telefonare a Udine, può telefonare a Tricesimo, se è di Udine, anche da Tricesimo possiamo fissare l'appuntamento su Udine, in modo tale che si renda più veloce la situazione. E sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ma amico Domenico da Tricesimo. Buonasera. Da Da Tricesimo? Tricesimo, Sì. amico Domenico. Pronto? Sì, pronto, la sentiamo, ma non ho capito. Volevo sapere come mai qui a Tricesimo non rispondete mai al telefono. Ah, Cosa? come mai a Tricesimo non rispondete mai al telefono? Allora, Cosa combinate? le do un'informazione precisa. Ivano. Allora, innanzitutto da lunedì tutti i giorni sarà aperta la sede perché il CAF sarà presente tutti i giorni a differenza del periodo precedente che è prima della campagna fiscale. Per quanto riguarda i pensionati e quindi anche il servizio di patronato,
lei deve chiamare il lunedì dalle 16 alle 18, il martedì dalle 10 alle 12, il mercoledì dalle 9 a mezzogiorno e il venerdì dalle 16 alle 18:30. Ha preso nota? D'accordo. Ha Ecco, preso nota? Poi può capitare d'accordo. che una persona non risponda se è lì, Poi perché volevo sapere per la ISE si può andare nella farne loro? Per l'ISEE? no, per l'ISEE e il CAF, sì, chiami il CAF, è lo stesso numero del patronato, no? Il numero che lei ha va bene anche per il CAF, chiami e le fissano l'appuntamento per fare l'ISE. Grazie. Va bene, grazie a lei per aver chiamato. Buonasera. Buonasera. Volevo chiedere quando sarà la prima finestra per domanda pensione APE Social. Compirò 63 anni a febbraio o circa 30 anni di contributi. Attualmente sono in NASPI fino a fine gennaio 2022. Dov'è la finestra? Aspetta. Ivano? Sì, non so cosa intende per prima finestra, ma Non lo so. perché comunque con 30 anni... Quando ci sarà, lei chiede quando sarà la prima finestra per domanda pensione APE Social. la prima finestra è... Aspetta che... Hai tutto lì sotto, hai tutto il lì. breviario, te lo Ecco sei qua. portato dietro per non Un perdere. attimo solo di pazienza che gli diamo anche la prima finestra. Sì, perché bisogna dare notizie precise. Hai trovato? Lo so. Ti do il tempo. Intanto io parlo Eccolo con qua, Diego. l'APE Hai Social. trovato? Sì. Intanto parlo con Diego, no? Tanto che Ivano si documenta perché non si può, come si fa, no? A ricordare tutti i particolari, ci sono talmente tante cose da tenere a mente per essere precisi. Allora, stavamo dicendo che poi... Sì, riguardo diciamo, ai servizi commerciali Sì, e anche sì. pubblici rispetto al Super Green Pass. Attualmente stiamo assistendo anche diciamo, nell'ultima ondata, nella quarta ondata che stiamo vivendo, stiamo attraversando, diciamo, e questo innalzamento anche dei contagi, soprattutto tanta personale, tanti dipendenti, soprattutto nella grande distribuzione, quindi dove c'è anche il genere alimentare, molto spesso si trovano diciamo, a dover affrontare diciamo, o riorganizzare anche l'attività diciamo, giornaliera perché manca tantissima gente, perché contagiati, piuttosto magari in al mattino quarantena. si ritrovano senza personale. Certo, e più che altro questo è un'incidenza e una difficoltà che vivono soprattutto le strutture più piccole, perché in una struttura piccola quando viene a mancare quasi il 50% del personale... Sentiamo chi c'è in linea adesso, ritorniamo magari sull'argomento. Pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Pronto, siamo qua, buonasera. Ah sì, dai. Eccoci. Chiamo da Paluzza, volevo chiedere, la pensione di invalidità fa cumulo con la mia pensione, quella della moglie, 370 io 900. Fa cumulo Io non perché capisco abbiamo niente. chiesto di aumentare la pensione di invalidità che percepisce 370, deve prendere di più? Allora, mi pare di aver capito perché la sentiamo male. Rimbombo, C'è come un po' di rimbombo, ha il televisore vicino, all'apparecchio televisivo vicino, al telefono? Mi sente male? Un pochettino, ecco, se abbassa un pelin l'apparecchio televisivo, abbassa il volume, ci fa una cortesia. Comunque a me pare di aver capito che il signore ti abbia chiesto se la pensione di invalidità fa cumulo con le altre pensioni che ha. Certo che fa cumulo, cioè, non è che si possa prendere... Avevo capito Pensione bene, di no? invalidità. Lei prende la pensione di invalidità e poi ha anche un'altra pensione? Sì. La pensione di invalidità, quanto percepisco al mese? A quanto può percepire al mese? Cioè se può prendere la pensione di... Invalido 100% grave. Sì. E lei comunque ha già un'altra pensione e quindi lei ci chiede se può avere anche la pensione di invalidità e se questa pensione di invalidità fa cumulo. Dico bene, ho capito bene? Sì, lei ha la pensione di invalidità, io ho quella dei contributi. Fa cumulo? Ecco, se fa cumulo tutto questo insieme di certo cose.
non si può avere, cioè è ovvio che la pensione di invalidità, una volta quando si va in pensione di vecchiaia è ovvio che tutto viene ricalcolato, però non c'è una risposta precisa, c'è da vedere esattamente quanto prenderà di pensione e in base a quello viene ricalcolata tutta la pensione, ovviamente. Ecco, meglio che lei vada, non c'è un ufficio, un patronato lì vicino a lei a Paluzza? Sì, abbiamo Ecco, già così? chiesto l'aumento, aspettiamo dall'INPS. Ecco, ma vada al patronato, va con tutte le sue può andare a cartine. Tolmezzo. Sì, va bene, grazie. Va bene. Mandi. Ok. Grazie per aver chiamato, buonasera. Ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi. Rispondiamo a Ecco questo. Ivano, ritorniamo alla richiesta di prima. La persona chiede quando sarà la prima finestra per domanda di pensione APE Social, compirà 63 anni a febbraio e ha circa 30 anni di contributi. Attualmente è in NASPI fino a fine gennaio del 2022. Perfetto, quindi la possibilità di andare in APE Social è prevista quando si finisce la disoccupazione. Una volta che è finita la disoccupazione, nel momento in cui ha 63 anni e 30 anni di contributi, deve subito chiedere la pensione perché la finestra sono gli anni, ovviamente. E quindi l'APE Social, ricordo che è calcolata solo su 12 mesi all'anno e soprattutto non deve superare 1.500 euro lordi al mese per poter avere diritto all'APE Social. Ma questo, come dire, lo verificherà recandosi immediatamente a una sede del patronato, quindi telefonare, fissare l'appuntamento in modo tale che si possa fare una verifica completa. Volevo sapere se ho capito che chi ha la pensione di invalidità può integrarla con un lavoro senza perderla. E certo, poi ci sono le trattenute sulla busta paga. Quindi uno può, insomma, Certo. se effettivamente Come no, si può ha la lavorare. pensione di invalidità e comunque riesce a fare Esatto. un lavoro, non la perde la pensione No. di invalidità. Ci sono delle modifiche rispetto alla retribuzione, Sì. cioè viene fatto un rapporto con quello su quello, francamente è una cosa che va al di là anche del patronato, nel senso che è una cosa Sì. che riguarda poi le buste paga, come vengono fatte, eccetera. Ecco, ritorniamo a Diego, no? Che è interrotto ogni volta dalle telefonate. A me fa piacere che arrivino tante telefonate. Ne abbiamo un'altra? Guarda, neanche detto, no? Mi volto verso Diego e arriva la telefonata. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, io chiamo da Trieste, volevo un'informazione. Adesso con gennaio le case di riposo possono aumentare la retta? Bella domanda. Case di riposo pubbliche o private, signora? No, è privata. Lì dipende da chi gestisce, no? Certo, essendo private, normalmente le rette vengono stabilite da un consiglio di Sì, amministrazione in genere. perché noi abbiamo la mamma in casa di riposo, già in aprile sarà 4 anni. Siamo partiti con 1.450 e adesso ne hanno chiesto 1.800. Siamo tutti e due pensionati, i risparmi che avevamo della mamma li abbiamo spesi, Certo. perciò non è che abbiamo pensione, dobbiamo aggiungere 200 euro a testa perché la mamma è invalida 100%. E da limite che mi hanno fatto fare per avere qualcosa non ho ricevuto assolutamente niente. Insomma, questa domanda, sul quale ovviamente la risposta è che se è privata è ovvio che è complicato, però apre sicuramente un ragionamento che non facciamo oggi, ma che dobbiamo fare come sindacato dei pensionati, ma in generale anche come confederazione. Io sono stata al CAF, ho fatto la richiesta di ISA, gli ho fatto il 730, gli hanno dato qualcosa come rimborso sul 730, perché... Certo. Ecco, però altro, e poi la scheda Viagra, come si chiama quella scheda che devono fare per avere anche il diritto alle malattie che hanno? L'accompagnatoria. C'è l'accompagnatoria, no? No, mia mamma ha l'accompagnatoria. Poi c'è il fondo per la non autosufficienza. Ah, sì. Sì, quello
quello che dovrebbe essere una scheda che fa il dottore in base alle malattie. Ma mia mamma non vede, non sente, E appunto per l'accompagnatorio. cui sì, queste cose non so se vanno in conto. Ma signora, sua mamma ha già l'accompagnatoria? Sì, perché è invalida al 100%. Beh, Una non vede, non sente, e più di così non si può avere allora. Certo. Ma lei prende l'accompagnatoria ogni mese, sua mamma? Sì, mia madre prende, per fortuna le danno quella. Quella le Sono 500 euro. 500 euro. Esatto, quello. È quello Mia madre prende, però prendeva 700 euro di pensione. Sì, certo. Ma infatti adesso non c'è una risposta tecnica secondo me su questa cosa, ma c'è un problema che noi che vorremmo affrontare anche con la Regione, ma non solo, sul problema delle case di riposo e su come aumentando l'età delle persone, perché si vive di più, però purtroppo non si mia madre ha 96 vive anni. nelle stesse condizioni di quando si è più giovani, e quindi occorre veramente, infatti noi stiamo chiedendo a più riprese di aumentare e rendere il fondo per la non autosufficienza sia per la Regione che a livello nazionale molto più corposo, perché ovviamente esiste i casi come quello, come il suo, che hanno bisogno di essere aiutati, però è una cosa che ancora si sta discutendo. Sì, perché sai qua Trieste per esempio chiedono 48, ricevono 48 milioni per la cabinovia, che non servirà a niente, Certo. e non gli danno la sanità. Esatto. Ecco, per esempio ho un nipote che è autista di ambulanza e a periodi, fa adesso 1 anno che lavora, però sempre contratto fisso. Cioè tutte quelle cose non dovrebbero esserci in questo periodo specialmente. Ecco, e niente, adesso lei provi a vedere se eventualmente ci possono essere ulteriori facilitazioni, magari anche in base al suo reddito. Provi a tenere ben dritte le orecchie. Fare di nuovo quella che Lise, come cavolo chiamano, Lise, però, sicuramente. Loro, siccome abbiamo la casa in cui ci abito io e la casa dove abitava mia madre, però la casa è vuota, è un cantiere, perché non siamo riusciti dopo con questo Covid a fare niente. Avevamo un piccolo reddito che ci dava e adesso è tutto bloccato. E noi non riusciamo a tirar fuori i soldi da nessuna parte. Signora, io spero che la situazione in un modo o nell'altro si sblocchi. Io adesso non posso fare altro che consigliarla appunto andare a vedere se ci sono possibilità di avere aiuti, di avere altri fondi. E questo è l'altro problema. Che loro vogliono l'ISI di mio fratello. Elise, mio fratello, è andato a farlo, però non gli hanno dato quel foglio che stanno chiedendo il CAF. E non lo so. Provi a tornare e si faccia mostrare tutto bene. Va bene, signora. Devo salutarla perché siamo in chiusura di trasmissione. Sì, grazie, scusate. Signora, no, ha fatto molto bene, siamo contenti che ci abbia chiamato, va bene? Grazie, buonasera. Buonasera a lei. Siamo giunti al termine. Diego, magari tornerai un'altra volta. Certo, per parlare, volentieri, volentieri. Ecco, bene, così viene a parlarci, ci aggiorni della situazione nell'ambito del commercio, della ristorazione e come sta andando avanti. Ringraziamo quindi Diego Marini dell'Ast CISL di Udine, ringraziamo Ivano Monguzzi dell'FNP CISL di Udine e devo fare anche un ringraziamento speciale alla signora Antonella da Pagnacco. Grazie signora Antonella per quello che ci ha scritto. Mi rende molto felice, sono molto contenta perché vuol dire che la nostra trasmissione sta effettivamente aiutando, o cerca appunto di aiutare qualcuno e in alcuni casi riesce anche a farlo. Grazie signora Antonella, grazie ai nostri amici telespettatori per averci seguito. Ci vediamo mercoledì prossimo, sempre in diretta alle 18:15. Arrivederci. 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 In collaborazione con FNP CISL Udine.